Ancora un raid vandalico su auto in sosta con i cittadini, questa volta di via Loredana al Portello, che si sono ritrovati davanti questo spettacolo. 12 veicoli danneggiati approfittando del buio, non il primo episodio in città. Un raid simile era stato commesso a fine agosto alla Sacra Famiglia, colpi anche nelle piazze, in particolare in piazza Capitaniato, e nel mirino sono finiti anche gli studenti universitari che frequentano il quartiere Portello, denuncia la consigliera comunale Elena Cappellini. Lamentano la mancanza di videosorveglianza e sicurezza proprio nei pressi dei loro atenei, perché risulta che abbiano preso di mira questa volta anche le loro autovetture. Le foto inviate dai cittadini sono state consegnate alla polizia locale, zone prive di telecamere, quelle dove questa banda ha colpito negli ultimi mesi. Per questo si affronterà la problematica nel prossimo incontro della Commissione Sicurezza della Consulta di Quartiere Centro. L'idea che si sta facendo strada in questo momento è quella di aumentare la videosorveglianza. L'importante sarebbe che poi con la videosorveglianza ci fosse qualcuno che può guardare chi ha commesso questo reato, anche se si tratta di un reato sicuramente minore